Probabilmente ti ho sempre amata, ma non lo sapevo. Aspetta un attimo. Cosa hai detto? Che succede? Cosa vuol dire che probabilmente mi hai sempre amata, ma non lo sapevi? Non lo so. Vedi di capirlo perché ho bisogno di una risposta. Non lo so, Rose. Insomma, ti amavo per quello che eri. Non volevo quello che eri. E quindi come facevo a piacerti? Mi piacevi per quello che eri, ma non volevo quello che eri. Quindi io ti piaccio come sono, perché non sono più quella che ero. Ok. Rose, che c'è? Che cosa fai? Alex, io ho immaginato questo momento fino dal primo giorno in cui ti ho incontrato. Io ho pensato nei minimi dettagli a quello che tu avresti potuto pensare, avresti detto, avresti fatto. E adesso sai cosa ti dico? Cosa? Che rimango nei miei sogni. Rose, tesoro, probabilmente hai bevuto un po' troppo. No, Alex. Il problema non sei tu, sono io. Non mi vedi, non provo più niente. Non è meraviglioso? Fino a questo momento io non ho mai pensato a me. Ho sempre pensato a te, alla tua felicità. Non mi sono mai sentita alla tua altezza. Rose, tu sei alla mia altezza. Ovvio, lo sei. Lo so. Lo so. Ma sei tu che non sei alla mia.